Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. È arrivata oggi pomeriggio al Policlinico di Palermo la salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il fidanzato per istigazione al suicidio. Nei prossimi giorni l'autopsia. Legato, picchiato e rasato per un debito in una stalla abusiva al villaggio Sant'Agata. Fermati a Catania 3 giovani che hanno torturato uno spacciatore. Bruciano ancora rifiuti e plastica all'Ecomac. Il sindaco di Augusta emette un'ordinanza che in pochi rispettano, mentre il prefetto di Siracusa ordina controlli per eventuale presenza di diossina nei prodotti agricoli. Il Besian era già inclinato di 15 gradi e imbarcava acqua ancora prima della tempesta. È la tesi dei consulenti della Procura di Termini Imerese che apre nuovi scenari e misteri sull'affondamento. Ancora incerto il futuro del CCPM di Taormina, chiesta oggi in Commissione Sanità una nuova proroga fino al 31 dicembre per scongiurare il rischio chiusura o trasferimento del centro. Musica al TG Sicilia Idda, la giovane artista catanese indipendente che spopola nella rete e cantando in siciliano ha conquistato Spotify con un brano reggaeton dal ritmo travolgente. Calciomercato, il difensore Tommaso Augello è il primo acquisto del Palermo. In Serie C è caldo l'asse tra Catania e Cesena per il mercato in entrata dei rossazzurri, già 12 i colpi del Trapani. Bentrovati, la salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana che è morta a Vienna, è arrivata oggi al Policlinico di Palermo. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Il padre della ragazza dice ci sono ancora tanti punti oscuri da chiarire. Marco Gulla. Alle 16 circa la salma di Aurora Maniscalco entra al Policlinico di Palermo. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo della giovane hostess palermitana morta a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano. Suicidio o c'è altro? L'autopsia chiarirà il dilemma che affligge i parenti della 24enne, certi che Aurora non avrebbe mai compiuto un gesto simile. Da ieri il fidanzato della ragazza, Elio Bargione, anche lui palermitano, è indagato dalla Procura di Palermo per istigazione al suicidio. Un atto dovuto, ma al momento non ci sarebbero prove sulla colpevolezza del giovane. Per la polizia del posto non vi sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. La famiglia di Aurora, invece, resta fermamente convinta del contrario. È un momento difficilissimo e spero che la giustizia faccia il suo corso per avere verità per Aurora e che riposi in pace questa ragazza piena di vita. Me lo auguro con tutto il cuore, veramente. Il capo chino, lo sguardo fisso nel vuoto, gli occhi gonfi di lacrime. Il padre della giovane non si dà pace, cerca la verità. Ci sono ancora tanti punti da chiarire, come la chiamata arrivata in netto ritardo sulla morte della figlia. Dal telefonino non sono state fatte indagini, la Vienna, il racconto di questo ragazzo non chiaro e sicuramente sono tante cose che non tornano dal racconto, ripeto a dire, ha detto una cosa, poi ne ha detto un'altra e si deve appurare, ci sono le autorità competenti per vedere quello che è successo realmente, che Aurora era piena di vita, voleva vivere. A Catania uno spacciatore è stato torturato per un debito di droga. In 3 arrestati per aver legato a una sedia, picchiato e rasato testa e sopracciglia questo giovane in una stalla abusiva al villaggio Sant'Agata. Tonino De Mano. Prima il sequestro di uno smartphone, poi l'agghiacciante riscontro della violenza. 3 catanesi sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa con l'accusa, in concorso tra loro, di tortura. In manette sono finiti Cristiano Rungo, 25 anni, Paolo Simone Scuderi, 36 anni ed Orazio Guerino, di 22. L'attività investigativa, avviata agli inizi di giugno, si è concentrata al villaggio Sant'Agata, dove era fiorente l'attività di spaccio. Proprio in quest'ambito i militari dell'Arma, dopo aver estrapolato il video dal cellulare di Rungo, hanno
hanno scoperto un grave episodio di cronaca risalente al 29 maggio scorso. I 3 indagati avrebbero infatti preso parte con diversi ruoli ad una brutale aggressione avvenuta in una stalla abusiva ai danni di un giovane a sua volta coinvolto nel traffico di stupefacenti. La vittima sarebbe stata legata ad una sedia e poi percossa con un frustino e a mani nude e al contempo costretta a subire la rasatura del capo e delle sopracciglia allo scopo di punirla per un presunto ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga. Rungo, Scuderi e Guerino sono stati rinchiusi nel carcere catanese di Piazza Lanza. A Palermo invece un locale del centro storico è rimasto chiuso oggi per protesta dopo aver subito un raid punitivo. La titolare parla ai nostri microfoni: siamo stanchi di contenere la paura per questo teppismo quotidiano. Sentiamo. Saracinesche abbassate, locale chiuso. A Palermo la singolare protesta di un locale nel centro storico. La cioccolatteria Lorenzo oggi è rimasta chiusa dopo un episodio di violenza che si è verificato nella giornata di domenica. Una spedizione punitiva forse per un cassonetto posizionato male e staff e clienti sono stati costretti a barricarsi dentro. Un gruppo di persone ha fatto irruzione all'interno appunto della cioccolatteria, aggredendo alcuni membri dello staff presenti in quel momento. Tutto davanti ai clienti terrorizzati dall'accaduto. Oggi chiudiamo perché ci sentiamo sfiniti, si legge in un post dei titolari su Facebook. Per la notte in ospedale, le ore in caserma, il tempo passato a contenere la paura, a ricompattare i pensieri. La titolare inoltre parla così ai nostri microfoni. Che quello che viene fuori in realtà da questa vicenda è che è poi lo specchio di altre che si verificano in questo momento in città, è che ci sia un'esplosione di rabbia e di violenza assolutamente immotivata rispetto a quelle che possono essere le origini di un fatto. Gli aggressori sarebbero entrati armati di tirapugni e con l'intento ben preciso di picchiare. Siamo venuti fuori da questa vicenda profondamente addolorati perché sono rimasti coinvolti i nostri dipendenti, i nostri amici, verso cui ci sentiamo anche responsabili, perché le minacce erano direttamente rivolte a noi come persona fisica, come famiglia, come titolari di un'attività, e quindi sì, c'è stanchezza, c'è preoccupazione, c'è paura, c'è senso di impotenza, ci sono tutte queste cose. C'è chi propone di esporre i lenzuoli bianchi nei balconi, come negli anni caldi delle stragi di mafia. Ha picchiato la compagna davanti ai figli minori, fratturandole il polso. La polizia ha arrestato un palermitano per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è stata portata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, un passante che ha sentito le urla provenienti dall'appartamento. Incidente mortale a Capaci. Un uomo di 82 anni, Giuseppe Troia, è morto investito da un grosso scooter sulla statale 113. Ferito in gravi condizioni anche l'uomo alla guida dello scooter, trasportato all'ospedale, sempre Villa Sofia. La vittima abitava in via Armando Diaz, a pochi passi proprio dal luogo in cui si è verificato l'incidente. Stava tornando a casa. E adesso andiamo ad Augusta. Bruciano ancora rifiuti e plastica all'Ecomac. Il sindaco di Mare emette un'ordinanza che però in pochi rispettano, mentre il prefetto di Siracusa ordina controlli per l'eventuale presenza di diossina nei prodotti agricoli. Sentiamo. Si lavora senza sosta da sabato scorso e brucia ancora lo stabilimento Ecomac di Augusta, con un interminabile via vai di mezzi dei vigili del fuoco, provenienti anche da altre province. All'opera anche Protezione Civile e decine di volontari. Le ruspe che vedete smuovono le balle di plastica in modo che il getto d'acqua arrivi ovunque. Caldo e vento però non aiutano le operazioni di spegnimento. Come l'emergenza antincendi boschivi, che comunque ci rende complicato ancora di più il nostro lavoro, però proviamo a fare sempre del nostro meglio. Nel frattempo l'azienda sta pensando come aiutare i comuni che qui conferivano i rifiuti differenziati. Mattinata come tutte le altre invece nel centro di Augusta, dove chi si aspettava scene da lockdown per l'ordinanza di rifugio al chiuso emanata dal sindaco per i rischi derivanti dalla nube tossica è rimasto deluso. Liberi tutti e tutti senza dispositivi di protezione, a parte qualche eccezione. Il sindaco di Mare sottolinea l'importanza dell'ordinanza a tutela della salute, ma prende atto che in molti sono i trasgressori. Noi abbiamo dato l'indicazione di quello che andrebbe fatto.
Poi ognuno deve avere il buon senso di farlo o non farlo, ma non può non farlo, le ordinanze si rispettano, è chiaro che non ci sono gli sceriffi in giro. Poi l'attenzione si sposta all'Ecomac, il sindaco non le manda a dire. 2 eventi uguali in così poco tempo non sono altro che l'indice che lì qualcosa non funzioni. E il rogo di Augusta diventa questione nazionale dopo l'interrogazione presentata dalla senatrice Ternullo al ministro dell'Ambiente. Intanto il prefetto di Siracusa Signer ha dato disposizione all'ASPA, all'ARPA e al comando carabinieri del NOE per verificare la presenza di diossina nelle coltivazioni in seguito all'incendio allo stabilimento, mentre potrebbe arrivare entro il fine settimana l'esito dei controlli dell'ARPA. Diversi gli incendi divampati oggi a Catania. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con diverse squadre per lo spegnimento di diversi roghi che si sono sviluppati nella zona sud di Catania, in particolare in contrada Iungetto a Bicocca e sul stradale Passo del Fico. Diverse le squadre, giunte anche da altri distaccamenti, ad operare anche personale della forestale e della protezione civile locale con autobotti di supporto. Il fuoco è divampato in più zone contemporaneamente, alimentato dal vento con colonne di fumo visibili da diverse zone della città. In fiamme vegetazione e sterpaglie, le cui appunto i roghi hanno minacciato capannoni ed alcune attività commerciali che sono presenti nella zona. E adesso cambiamo argomento, torniamo a parlare del Basian, perché il veliero pare che fosse già inclinato di 15 gradi e di fatto stava imbarcando acqua ancora prima della tempesta. Questa è la tesi dei consulenti della Procura di Termini Imerese. Ma perché ci si chiede, questo veliero era inclinato? Ed è anche la domanda che si pone l'ex PM di Palermo Ingroia, che propone un'inquietante ipotesi all'origine di questa sciagura. Orazio Longo. Secondo i consulenti della Procura di Termini Imerese, lo scafo sarebbe stato inclinato di 15 gradi ancora prima che la tempesta si abbattesse sulla zona. C'è da capire però perché il super yacht di lusso si trovava in quella posizione, perché stesse di fatto già imbarcando acqua. Errore umano? Possibile, tant'è che con l'accusa di naufragio per la tragedia, costata la vita a 7 persone, tra cui il miliardario Mike Lynch e la figlia, sono indagati il comandante Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. Ma un'altra tesi potrebbe affacciarsi sullo scenario. A ipotizzarla l'ex PM Antonio Ingroia, che si chiede come sia possibile che un'imbarcazione di quel tipo sia potuta affondare in pochi minuti quando altri natanti presenti nella zona e decisamente meno sofisticati siano rimasti comunque a galla. Intanto, perché si è scelto Porticello come porto dove attraccare? Perché non in un porto più grande e più sicuro come Palermo o Termini Imerese? Forse c'è qualcosa in quel porto che attirava, è un porto che è stato porto della mafia, porto di interesse dei servizi segreti, dove si sono fatti tanti incontri riservati nel passato. Come mai sono rimasti vivi tutti i membri dell'equipaggio, quasi tutti tranne il cuoco, e sono morti tutti gli ospiti della nave? E soprattutto, come mai alcuni sono morti per asfissia? Certo è che se il veliero fosse stato in piena efficienza, l'affondamento sarebbe stato alquanto improbabile, spiegano gli investigatori. Una conferma dell'ipotesi formulata dalla Procura di Termini Imerese, dunque, che parlò di un'incredibile catena di errori umani. Ma questo è ancora tutto da verificare. Invece il clima è sempre più teso nell'Assemblea regionale siciliana dopo che la Guardia di Finanza si è presentata per la terza volta in poche settimane per acquisire ulteriori documenti in questa inchiesta che appunto ha travolto l'ARS, il presidente Galvagno, ma anche l'assessore regionale Elvira Amata. Manlio Viola. La Guardia di Finanza entra all'ARS ed è la terza volta nelle ultime settimane. I Baschi Verdi avrebbero acquisito documenti sui finanziamenti stabiliti con il maxi emendamento alla legge finanziaria del 2024, le norme ormai note come legge Mancetta. E gli uffici dell'ARS avrebbero consegnato la documentazione richiesta, nonostante la Costituzione metta al riparo dalle indagini il processo di formazione delle leggi. Un tema delicato ma che rischia di invalidare legalmente l'acquisizione di qualsiasi documento. Il clima però è tale
tale che nessuno ha avuto il coraggio di dire di no, preoccupandosi del linciaggio mediatico che ne sarebbe seguito. L'inchiesta sulla presunta corruzione in Assemblea regionale siciliana dunque va avanti, mentre si attende ormai da un giorno all'altro l'istanza di rinvio a giudizio nei confronti dell'assessore al turismo Elvira Amata, che ieri ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini del suo segretario dimissionario da ieri pomeriggio, dell'imprenditrice Marcella Cannariato, che dopo essersi dimessa dal Teatro Massimo ha lasciato gli incarichi anche nella Fondazione Dragotto e nella società di brokeraggio di famiglia. Sul fronte politico si spacca il fronte progressista invece. In un documento ufficiale firmato dalla sinistra non rappresentata all'Ars, quindi APS, Sinistra e Verdi, insieme all'unico deputato di controcorrente Ismaele Lavardera, si chiede a PD e 5 Stelle di essere più duri e sostenere l'esigenza di dimissioni di Amata, ma anche e soprattutto di Galvagno, perché l'Ars, con lui presidente, e in questo clima rischia la paralisi totale. Intanto ci sono le parole del presidente Schifani che dice: confermo piena fiducia nell'assessore Elvira Amata, sono convinto che ogni aspetto legato alla vicenda giudiziaria troverà chiarimento nelle sedi competenti e che l'assessore saprà dimostrare la correttezza del proprio operato. E cambiamo argomento, è ancora incerto il futuro del CCPM di Taormina. Chiesta in Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana una nuova proroga fino al 31 dicembre per salvare appunto questo centro. Il 16 luglio all'Ars, audizione invece dell'assessore regionale Orazio Longo. Un'altra proroga, l'ultima per salvare il CCPM, il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Si è riunita la Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana a pochi giorni ormai dalla scadenza che incombe, che è quella del 31 luglio, data limite per la proroga ministeriale. Un'altra è necessaria almeno fino a dicembre per scongiurare il rischio chiusura o trasferimento, ed è quella che hanno chiesto dall'assessorato regionale. Nessuna deroga, ma la volontà politica, hanno detto, di inserire Taormina nel piano di organizzazione della rete ospedaliera regionale assieme al centro di Palermo. A confermare l'impegno dichiarato dall'assessorato il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca. È stata inoltrata una richiesta di proroga per il centro di eccellenza di Taormina. Ho chiesto rassicurazioni per il futuro affinché questo centro rimanga attivo e mi è stato comunicato che il centro comunque sarà inserito all'interno della rete sanitaria di prossima comunicazione. Davanti all'ospedale San Vincenzo dopo settimane si ferma per motivi medici temporaneamente il presidio dei genitori dei piccoli pazienti scesi in piazza a difesa del centro, ma non si spegne, spiegano, la volontà di vedere riconosciuto il diritto alla salute per tutti. Incontro interlocutorio oggi a Palermo su ST Microelectronic in commissione attività produttive. Mancava l'azienda che invece sarà presente il 28 luglio al tavolo ministeriale. Manlio Viola. Nulla di fatto oggi in Commissione Attività Produttive all'Ars, dove si è affrontata la vicenda ST Microelectronics di Catania. La Regione non ha ancora a disposizione il piano industriale, nonostante l'accordo di programma quadro sia stato firmato a inizio maggio e nonostante per il rilancio del polo tecnologico siano disponibili 2 miliardi di fondi PNRR messi sul piatto dal Ministero e 300 milioni messi a disposizione proprio dalla Regione siciliana. Per l'opposizione è inammissibile che la Sicilia, che sta impegnando appunto 300 milioni, non abbia visto il piano industriale. Una stranezza sottolineata anche dalle parti sindacali. Stranamente la Regione dice di non essere in possesso del piano industriale, il che risulta strano perché è stato firmato il 7 maggio scorso un accordo quadro di programma dove in questi accordi spesso si entra nel dettaglio sia per quanto riguarda gli investimenti, tecnologie e anche assunzioni. Tutto rinviato comunque al prossimo 28 di luglio alle ore 15, quando i ministeri del Made in Italy e dell'Economia hanno convocato il tavolo plenario su STM. L'incontro, che si terrà a Palazzo Piacentini, vedrà la partecipazione dell'azienda, assente oggi all'Ars, ma anche delle forze sindacali e dei rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Lombardia, oltre agli enti locali coinvolti. E adesso la musica, incontriamo una giovane artista catanese che sta facendo parlare molto di sé in tutto il mondo. Si chiama Idda, canta in siciliano e ha conquistato Spotify con un brano siculo reggaeton dal ritmo travolgente. Eva Spampinato.
Il dialetto siciliano non è mai stato così internazionale. Un tempo ci provava Rosa Balistreri, voce ruvida e potente che portava le ferite e la poesia della Sicilia nel mondo. Oggi quella strada la percorre una nuova generazione. Io mi ispiro un sacco a Rosa e il fatto che lo posso portare attraverso anche la musica moderna, secondo me è una benedizione, è un blessing. Sacramento, sacramento, sacramento. Lei è Idda, al secolo Valeria Romeo, catanese, 21 anni, produttrice indipendente. Con la sua Taculia è la prima artista italiana a entrare in una playlist globale di Spotify, con una canzone in cui mixa lo stile dembow, il ritmo esplosivo del reggaeton, ai testi in dialetto catanese. Il siciliano è una delle lingue forse più semplici con cui scrivere con tutti questi generi musicali, perché è proprio la rima, il sonetto. Idda, lei, in dialetto, simbolo di forza e femminilità, mescola suoni latini, pop e folk siciliano, portando sul beat la lingua della sua terra. Con Cunta ha raccontato leggende dimenticate. Con il nuovo progetto Sacramento, invece, parlerà dei canti tradizionali siciliani, e ho fatto tutta questa ricerca, ho unito tantissimi canti insieme che sono religiosi, del lavoro, li ho uniti insieme e li ho mescolati a dei generi moderni come ad esempio il pop, il reggaeton, l'afrobeat, per cercare di riuscire a portare in vita di nuovo questi canti. Valeria, supportata da mamma Maria, unisce il Sicilian Power al Girl Power. Parla di indipendenza, violenza sulle donne e riscatto femminile. La sua è la voce di una nuova generazione che canta il passato guardando al futuro, senza mai dimenticare le sue radici. Noi facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con i primi colpi di calciomercato. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il calciomercato delle siciliane è ufficiale. Augello va al Palermo, il Catania invece insegue diversi ex giocatori di Toscano. A Trapani doppietta di difensori per il presidente Antonini. Ci dice tutto Francesco Triolo. Il Palermo ha ufficializzato questa mattina l'acquisto di Tommaso Augello. Il difensore si è liberato dal Cagliari e si è legato al club rosanero con un contratto pluriennale. Il Palermo adesso prova a stringere per Elia. La trattativa sembra definita, ma manca ancora l'ufficialità. E allora il DS Ossi sta valutando alternative come Emmanuel Ghiasi, esterno offensivo di 31 anni attualmente all'Empoli, e piace molto anche Simone Zanon, classe 2001, in forza alla Carrarese. E l'asse tra Catania e Cesena invece la pista più calda di questi giorni per il mercato in entrata dei rossazzurri. Risaputo della trattativa per Pieraccini e dell'interessamento per Donnarumma, il club etneo segue un altro giocatore che faceva parte di quel Cesena allenato da Mimmo Toscano che ottenne la promozione in Serie B. Ivan Barone, 32 anni, centrocampista centrale che lo scorso anno ha collezionato 36 presenze e 5 reti con la maglia dell'Ascoli. Solo un semplice sondaggio, almeno per il momento, invece per il trequartista Michele D'Ausilio, 25enne dell'Avellino. In avanti, dove dopo il congedo di Inglese servono almeno 2 attaccanti di spessore, una ipotesi è quella di Riccardo Tonin, punta 24enne del Pescara, messosi in luce durante i playoff vinti dalla squadra dei Baldini. Altro nome è quello dell'argentino Galo Capomaggio, centrocampista del Cerignola, su cui c'è anche la salernitana di Daniele Faggiano. 12 gli acquisti al momento del Trapani, gli ultimi 2 in ordine cronologico, i difensori Stefano Negro dal Cittadella ed Emanuele Salines dal Foggia. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Domani, a causa di un guasto lungo la condotta gestita da Siciliacque, sarà sospesa la distribuzione in tutti i comuni serviti dal Fanaco. Acquaviva, Bonpensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino e Sutera. Lo rende noto Caltacqua. E con questa notizia noi ci fermiamo. Il TG Sicilia termina qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata.